3.000 metri quadri su 4 piani che fino allo scorso anno ospitavano gli uffici della Commissione Tributaria del Veneto. Dopo 6 mesi di lavori serrati, la palazzina di via Torino 103 a Mestre diventa la nuova sede della CISL regionale del Veneto, equidistante dalla stazione ferroviaria quanto la precedente di via Piave, in un'area però più vocata al terziario, che sarà ancor più nelle intenzioni del sindacato la casa dell'universo CISL. Abbiamo voluto degli spazi aperti che metteremo anche a disposizione dell'associazionismo territoriale. Abbiamo voluto una sede che rispetti l'ambiente, perché è autosufficiente dal punto di vista energetico. Abbiamo voluto uno spazio che serva non solo alla comunità sindacale veneta della CISL, ma anche a mettersi a disposizione per lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati come luogo di formazione, di scambio di idee, di elaborazione culturale. E di cultura del lavoro c'è da discutere a lungo se un patriarca come Francesco Moraglia celebra la nuova sede senza dimenticare 105 morti sul lavoro dello scorso anno in Veneto, già 27 dall'inizio del 2022. Tanti giovani, qualcuno inizia purtroppo a venire annoverato fra queste morti che bianche non sono anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Primi passi di una formazione che troppo spesso, secondo il segretario nazionale Sbarra, considerano la sicurezza un costo e non un investimento. Chi investe sulla sicurezza investe sulla qualità del lavoro, sulla stabilità del lavoro, alza gli indici reputazionali delle stesse aziende, perché l'investimento sulla salute, sulla sicurezza è un investimento sull'innovazione, sulla produttività, sulla competitività. Fare questo significa lavorare insieme, istituzioni nazionali e locali, sistema politico, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali. Il nostro obiettivo è 0 morti nei luoghi di lavoro. La formazione che serve è una formazione costante, duratura, per cui dobbiamo attrezzare anche culturalmente le persone a avere quell'umiltà e il coraggio di continuare ad informarsi e ad aggiornarsi. E per cui credo che sia proprio un fattore culturale. Su questo io sono molto d'accordo con Luigi Sbarra, lui l'ha detto, uno dei principali programmi è l'aggiornamento delle persone. Nella nuova sede CISL riprenderà posto e forma anche l'ente di formazione del sindacato, lo IAL Veneto, al centro per anni di un lungo commissariamento, ma per decenni fulcro della formazione professionale che ha preparato o riqualificato migliaia di lavoratori.